Il Verona torna a tuffarsi nel campionato dopo la trasferta di Champions. Mister Longega contro le friulane del Chiesiellis fa riposare Squizzato e schiera Belfanti nella linea difensiva. Ancora fuori le infortunate Pini e Ledri. Ad appena 4 minuti dal fischio d'inizio la sfortuna si accanisce contro la formazione veronese, che perde per infortunio anche la giovane Belfanti uscita in barella. La neoentrata Squizzato mette un bel pallone in mezzo per la deviazione aerea di Carissimi, sfera a lato. Al 14esimo il Chiesiellis si affaccia per la prima volta in avanti e inaspettatamente passa in vantaggio. Berardo svirgola un tentativo di conclusione e serve in area la compagna Sardu che batte Ockstrom. Le gialloblu si riversano in avanti ma faticano a scardinare il fortino friulano. Al 26esimo una conclusione di Gabbiadini viene respinta con un braccio da un difensore. Perderzolli di Trento fa proseguire. Dopo un'altra conclusione ribattuta a Gabbiadini ci prova Girelli, ma il pallone esce di poco deviato da un difensore. Al 43esimo tocca al Chiesiellis reclamare per la mancata concessione di un calcio di rigore, ma la formazione friulana rimedia solo l'espulsione del tecnico Mauro Lizzi. Nel recupero della prima frazione le più nitide occasioni per le gialloblu, con Zorri che pennella un pallone perfetto per l'incornata di un soffio alato di Cristiana Girelli. Il Verona parte in attacco in avvio di ripresa, Girelli crossa dal fondo per l'incornata alta di Gabbiadini. Al sesto tocca alle veronesi recriminare per un calcio di rigore non concesso a Girelli affossate in area. Le gialloblu provano anche la soluzione da fuori area, ma sulla bordata di Carissimi Biancuzzi tocca in angolo. Il Verona perviene al meritatissimo pareggio al 37esimo con il golasso da fuori area di Cristiana Girelli. Le scaligere non si accontentano del pari e proseguono il forcing. Ancora la numero 10 gialloblu prova la conclusione spettacolare in acrobazia, ma il pallone termina ancora una volta alto. Allo scadere Marina Aggio con un colpo di testa ravvicinato timbra la traversa. La giornata è decisamente di quelle da dimenticare per i colori gialloblu e così il Chiesiellis porta a casa un punto insperato. Il tour de force delle veronesi proseguirà mercoledì sera con la gara di ritorno di Champions League allo stadio Bentegodi.